Volano le libellule. Buio. Solo questo vedeva Connor. Era notte fonda e quel sogno lo tormentava ancora. Si svegliò, guardò l'orologio, 12:07, 7 minuti dopo la mezzanotte, e il mostro era già lì. Connor è un ragazzo di 13 anni, che però sta affrontando una situazione difficile. Infatti la sua vita è complicata, perché i genitori sono separati e il padre vive in America con la nuova compagna. La madre, inoltre, è malata di cancro e da quando ha iniziato le cure mediche, Connor ogni notte sogna, fa sempre lo stesso sogno che lo disturba. Connor inoltre a scuola viene bullizzato da Harry e da quando hanno scoperto che sua madre stava male, tutti lo vedono come un povero bambino e lui non lo sopporta. Lily, una sua cara amica d'infanzia, cerca di stargli vicino, ma Connor la allontana perché vuole stare solo. Così si ritrova solo e pensa che tutto sia finito perché non riesce ad affrontare la realtà, la verità, quello che sta veramente succedendo. Così un amico arriva, un mostro, che lo aiuterà ad affrontare la vita e la temuta verità che lui non riesce a vedere e nasconde. Sono solo stasera senza di te. Mi hai lasciato da solo davanti. Eccolo il mostro. Appena Connor lo guardò, i rami più alti dell'albero si raccolsero a formare un grande volto terrificante. Lo scintillio di una bocca e di un naso, e persino di due occhi che lo scrutavano di rimando. Altri rami si intrecciarono, tra altri cigolii e gemiti, finché non si formarono due lunghe braccia e una seconda gamba, che si posò alla base del tronco. Il resto dell'albero divenne una spina dorsale, poi un busto, e le foglie sottili, come spilli, si intesserono in un'irsuta pelle verde, che si muoveva e respirava come se sotto ci fossero muscoli e polmoni. Questa è la descrizione del tasso, cioè il mostro. Questo mostro dovrà raccontare a Connor ben 3 storie. 3 storie che però sono diverse da tutte le altre fiabe. Nelle fiabe, nel più delle fiabe, sappiamo che il principe salva la principessa e che i personaggi sono divisi tra cattivi e buoni. Invece queste storie hanno finalmente dei personaggi che rispecchiano le persone reali, cioè che non sono né buone né cattive. Sono un mix, diciamo. A volte possono sembrare spietate, mentre a volte sembrano più innocue di un agnellino. Queste 3 storie vengono da quando il tasso si è spostato nelle poche volte in cui l'ha fatto. Infatti, le poche volte in cui l'ha fatto, ha vissuto queste avventure che racconterà a Connor. Però alla fine anche Connor dovrà raccontare una storia, cioè la temuta verità. Questa verità lo perseguitava negli incubi e lo intrappolava come in una gabbia. E quando racconterà finalmente questa temuta verità, riuscirà a liberarsi. Il tasso quindi rappresenta la morte. Oppure il mostro è solo frutto dell'immaginazione di Connor, creato per superare il momento difficile. Non si capisce chi sia o cosa sia. E non si capirà mai. Questo lo decidi tu. Mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere. Vieni